Quale migliore inizio di questa nuova season se non con un derby, quello tutto pugliese tra Itria Football Club GS Defender Giovinazzo. Amici del futsal, benvenuti qui al Palasport di Fasano da parte di Stefano Semerano, pronto a raccontarvi il derby tutto pugliese tra Itria e GS Defender Giovinazzo, valida per il campionato di Serie A2 Elite Girone B. Due squadre che segnano la storia un po' della Serie A2 Elite, da quando appunto è nata la serie. Entrambe le squadre sono sempre state presenti e protagoniste. Il saluto tra le due squadre. Andiamo a leggere le distinte. Per il calcio a 5 Giovinazzo, Jacquier Gustavo Menini, numero 7, 8 Piscitelli, 9 Fanfulla, 11 Amorelli, 12 Rafanelli, 18 Di Benedetto, 19 Marolla, 22 Lanotte, 23 Palumbo, 27 Greco, 51 De Conceição Lucas, detto il Tanque, e 84 Menino Divanei. Per quanto riguarda l'Itria, allenatore appunto Menini. Per quanto riguarda l'Itria, in distinto abbiamo con il 4 Miuli, 5 Baccaro, 7 Ippolito, 8 Ricci, 9 Fanelli, 10 Segovia, 11 Borselli, 13 Semeraro Antonio, 18 Semeraro Angelo, 20 Fusco, 22 D'Aversa, 28 Mastrovito. Direttore di gara, primo arbitro Gianluigi Squilletti della sezione di Campobasso, secondo arbitro Vincenzo Buzzacchino della sezione di Taranto, cronometrista Simone Petracca della sezione di Lecce. Andiamo a individuare intanto gli starting five per quanto riguarda il Giovinazzo. Tra i pali Lanotte, Tanche, Divanei, Piscitelli e Amorelli. Per quanto riguarda l'Itria, tra i pali Fusco, D'Aversa, Segovia, Semeraro, Ricci. Giovinazzo, squadra di grande esperienza ma che ha nel roster ottimi giovani di grandi prospettive. Dall'altra un'Itria che si presenta con diverse assenze per infortunio. Manca Punzi infortunato, Bruno ancora in fase di recupero dall'infortunio avuto in quella di Futura, contro la Futura. E con la presenza però di tanti giovanissimi che hanno dalla loro già un bagaglio di grande esperienza. Tutto pronto? Ultime indicazioni da parte degli arbitri. Cenno d'intesa. È il Tanque che è pronto a battere e comincia questa nuova stagione di Serie A2 Elite. Ed è Piscitelli che allarga sulla banda destra per Divanei, che cerca lungo Tanque ma palla a fondo campo e Fusco a recuperarla. Ricci all'impostazione, scarica su Semeraro, ancora Ricci, D'Aversa, Segovia attaccato da Divanei, cerca Semeraro ma che non riesce a controllare il pallone, palla recuperata dal Giovinazzo. Di Benedetto sul pallone, scarica dietro per Piscitelli che allarga su Divanei, attaccato in pressing, riesce a scaricare su Di Benedetto che trova Divanei, Fusco la respinta il sinistro da parte di Divanei e palla a fondo campo, occasione Giovinazzo. Primi 40 secondi di gioco, si fa già sentire il Giovinazzo sotto porta. Scambi intanto tra Ricci e Semeraro, prova la verticalizzazione verso D'Aversa, chiusura da parte di Divanei.
Partita subito ad alti ritmi. D'Aversa sulla sfera. Lascia a Segovia che prova direttamente in porta. La Notte la blocca tra le sue mani e allarga subito per Di Benedetto che scarica su Divanei. Piscitelli. C'è lo scatto da parte di Benedetto. Piscitelli riesce a pescarlo. Un colpo di testa al centro dove non trova nessun compagno. E palla che termina sul fondo. A battere c'è Semeraro. Giovinazzo subito con Tanque in campo, neo arrivato, giocatore brasiliano che ha meritato anche in Champions nell'ultima squadra, ha giocato a Malta, giocatore di grande esperienza. Intanto recupera palla di Vanei in pressing e scarica proprio su Tanque che cerca il tiro ma viene anticipato dalla D'Aversa con la punta del piede. Prova a ripartire ancora Litria, ma pressing altissimo da parte del Giovinazzo che ancora mette in difficoltà D'Aversa. Ricci è costretto a lanciare via che con un rilancio che impensierisce La Notte, che era un passo fuori dai pali e rischiava di essere sorpreso da un lungo lancio di Ricci che giustamente ha cercato la luce della porta nel rilancio. Batte il calcio d'angolo D'Aversa, prova direttamente Ricci, respinta da parte di Benedetto. Ancora D'Aversa sulla sfera. Ferma il gioco l'arbitro per sistemare la porta sulla linea. Si riparte con il suo fischio. D'Aversa, Segovia è libero a qualche metro, prova il destro, ancora una volta deviato da Piscitelli. Cerca di uscire fuori Litria dopo questi primi 2 minuti di forcing da parte del Giovinazzo. E Ricci si impossessa della sfera, non chiama nessuno schema ma guarda i compagni. Prova direttamente in porta, La Notte blocca, prova a lanciare subito a Piscitelli, Ricci che lo insegue, a chiudere in diagonale c'è Segovia. Giovinazzo che in ripartenza si porta subito nella metà campo avversaria. Semeraro cerca un pallonetto a cercare D'Aversa, copre il pallone di Benedetto fino a farlo suo La Notte che scarica subito per Divanei che allarga per Piscitelli, scarica ancora su Di Benedetto, Divanei costretto a una suolata verso Piscitelli per liberarsi un po' del pressing da parte dell'Itria con Segovia che devia. Di Benedetto sulla banda destra a impostare Divanei ancora. Divanei è arrivato a gennaio, siglato 8 reti nello scorso anno. Tanque intanto scambio con Di Benedetto, tu per tu con Ricci, rimpallo sfavorevole per lui e quindi possesso Itria. Divanei, dicevo, è arrivato proprio a gennaio, anche lui diverse partite in Champions, era anche una finale di Final Four di Champions con lo Sporting. 41 anni e non sentirli. Il lungo lancio di Segovia, non trova nessun compagno e si riparte quindi con il possesso Giovinazzo ed è ancora Divanei a impostare. Menini. Prova il lancio di Divanei a cercare Tanque. Palla sulla schiena di Fanelli. Menini. Imposta per il Giovinazzo, prova ad alzare il pallone a cercare Di Benedetto che riesce per un attimo allo stop ma non tiene la sfera sotto i suoi piedi, quindi possesso adesso Itria e D'Aversa a cercare la parte opposta Fanelli in anticipo. Divanei su Fanelli. Prova ad alzare un po' il baricentro l'Itria. Ricci. D'Aversa pressato, scarica ancora su Ricci e Fanelli a chiedere palla. Prova di prima a cambiare fascia, benissimo per Segovia. Pressato da Piscitelli, lo punta ancora Segovia, ma è Tanque in diagonale a chiudere. D'Aversa.
Scarica dietro per Segovia, pressato da Tanque. Alza benissimo un pallone per D'Aversa, lo stop di sinistro e di rientro Menini. Si rifugia in rimessa laterale. D'Aversa lascia la battuta a Segovia, palla al centro a cercare Fanelli, anticipato da Divanei, ben appostato. Tanque scarica su Di Benedetto, prova il dribbling ma chiuso da Ricci, riparte ancora Litria con Segovia, il destro, palla di poco al lato a lambire il palo alla destra di Lanotte, che con lo sguardo però aveva intercettato la traiettoria e lasciato scorrere appunto sul fondo campo. Palla tra i piedi di Vanei, Menini di Vanei, scarica di prima sul Tanque, suolata per Menini, ancora ottimo lo scambio, ma è Fanelli a chiudere, prestato da Di Benedetto, recupera ancora palla il Giovinazzo, Tanque, fallo da parte di Semeraro, il fisico di Tanque contro il pressing di Semeraro, soprannome Tanque appunto da carro armato per la sua fisicità, si è fatta valere tutta in questo caso e guadagna un calcio di punizione agli 11 metri dalla porta di Fusco. Primo fallo della partita, sono passati 4 minuti e 13 secondi. Grande intensità. Si impossessa della battuta Tanque. 2 uomini in barriera per Fusco che stacca adesso Segovia sul palo. Rimane solo D'Aversa sulla traiettoria. Nella rincorsa probabilmente proverà il tiro Tanque e così è, colpisce la barriera con D'Aversa. Possesso ancora del Giovinazzo. Divanei, Menini, pressing alto, recupera la palla Segovia contro Menini, Segovia, rimpallo che favorisce in fase difensiva il Giovinazzo. Segovia era riuscito a recuperare un ottimo pallone e nel rimpallo sfavorevole ha recuperato comunque sfavorevole per Litra, ha recuperato palla comunque il Giovinazzo. Divanei subito di prima per Tanque, che prova a cambiare fascia e trova benissimo Di Benedetto, che salta Semeraro, si allarga troppo, Fusco in uscita, porta libera, ma a chiudere in diagonale D'Aversa. Ancora Giovinazzo in fase di attacco. Di Benedetto per Menini, prova a scaricare ancora per Di Benedetto, prestato da D'Aversa, riesce con la punta ad allungare e a rifugiarsi ancora in rimessa laterale. Itria che al momento cerca di agire di ripartenza su un Giovinazzo che al momento mantiene il possesso di gioco. E Divanei di sinistro prova a cercare il Tanque, non aggancia, palla troppo lunga per lui. Fusco, Ricci, Semeraro per Litria, ancora Ricci, spazi chiusi, Fanelli, ancora Ricci, cerca una rotazione per sfalsare un po' la difesa del Giovinazzo, prova di prima Ricci che riesce a trovare Semeraro, aggancio non semplice, ma riesce a mantenere il possesso della palla, ancora contro Tanque e a chiudere Menini, esce benissimo Di Benedetto che salta Semeraro, con la punta prova ad allungare per il Tanque, il sinistro, palla al centro, troppo lunga per Divanei che arrivava a rimorchio, ma deviazione provvidenziale da parte di Ricci che non ha permesso a Divanei di raggiungere il pallone. Ancora Divanei a battere il calcio d'angolo, prova direttamente sullo specchio della porta, Fusco ben appostato. Divanei ancora sul pallone, prova al centro, Fusco con i pugni, Di Benedetto prova il destro, Fanelli riesce ad anticipare in qualche modo Divanei. Entra in campo Palumbo per il Giovinazzo. Divanei, Palumbo, finta il tiro, si porta avanti con la suola, fermato da Fanelli, riparte Litra con Semeraro. Ma c'è il fallo ravvisato a favore dell'Itria. 1-1 il conteggio dei falli. Conteggio ancora sullo 0-0. Ritmi alti fino a questo momento. Fanelli, stop di petto, si rifugia ancora su Ricci. Ricci
il tank in velocità. Cerca una soluzione, però sbaglia ed è un 3 contro 2 per il Giovinazzo. Ottima chiusura da parte di Ricci. E ancora possesso Giovinazzo con Tanque davanti a sé Semeraro. Lo punta. Cerca un dribbling. Menini sulla banda sinistra per Divanei. Ancora Tanque. Divanei di sponda. Divanei cerca Menini al volo di destro. Non facile. Riesce a coordinarsi ma non dare né forza né precisione al tiro. Palla che finisce a fondo campo. Esce il Tanque, intanto ed entra Fanfulla. Fanelli intanto a terra. Nel passato, tra i diversi match che si sono tenuti tra Giovinazzo e Itria, vede qui in casa dell'Itria una parità tra una vittoria, un pareggio e una sconfitta per l'Itria. L'anno scorso, tra l'altro, partita che è finita 7-1 per l'Itria, ma memorabile per aver schierato per diversi minuti l'Under 20 in campo l'Itria, figurando molto bene tra gli applausi del pubblico. Linea verde sempre per quanto riguarda presidente Perrini. Ricci intanto pressato da Fanfulla, non riesce a liberarsi del pallone. Fanfulla era riuscito a recuperare e a calciare verso la porta, ben appostato Fusco, ha bloccato, pressing altissimo del Giovinazzo. Ricci prova a cercare Fanelli, chiuso da Divanei, non si intendono Menini e Divanei e palla recuperata ancora dall'Itria. Semeraro scarica dietro per Ricci all'impostazione, Miuli, Ricci, Fanelli, chiede la calma Fanelli cercando un po' di rallentare dei ritmi davvero molto alti in fase di pressing e di gioco. Ricci prova ad alzare il pallone a cercare Semeraro, palla molto difficile, Divanei con calma appoggia dietro per la notte. Adesso è Divanei a impostare, larga a sinistra per Palumbo, Fanfulla, Divanei, Menini, davanti a sé Fanelli, Menini, Divanei sulla banda sinistra, prova al centro Fanfulla, il destro, non impensierisce Fusco che blocca facilmente. Rientra la Versa. Davanti a sé Menini, lo punta, prova a saltarlo, chiusura da parte di Divanei, rimpallo che favorisce il Giovinazzo e quindi possesso bianco-verde. Menini. Appoggia per Divanei, prova subito a verticalizzare ma c'è D'Aversa ben appostato, adesso è Segovia, cerca lo scambio con Miuli, non si capiscono i due, c'è la ripartenza da parte di Palumbo, chiusura da parte di Semeraro che riesce ad ottenere il massimo fermando Palumbo e ottenendo quindi il possesso della sfera con Segovia. Appoggia dietro per Semeraro in fase di impostazione, ancora Segovia. Prova a proporsi D'Aversa, rinuncia Segovia a lanciarlo, ci prova adesso Semeraro, respinta la parte di Fanfulla. Semeraro alza il pallone a cercare Miuli, controllo difficile per lui. Menini deve solo mettergli pressione e recuperare in questa maniera il possesso del pallone con una rimessa da bordo campo, sulla banda sinistra. Palumbo ad appoggiarsi a Menini. Menini di prima, Fanfulla sta per il petto, chiude la triangolazione con Menini in scivolata, perfetto l'intervento da parte di D'Aversa, ancora possesso che ritorna ancora ai piedi del Giovinazzo. Divanei cerca il dribbling sul pressing di D'Aversa, sterza tutto, riesce ad appoggiare Menini, ottima giocata da parte di Divanei, non era facile. Ancora Palumbo scarica e prende spazio un po' il Giovinazzo dopo il pressing da parte di D'Aversa. Menini trova Fanfulla, sponda per Divanei e ancora Menini che chiede il cambio ed entra Marolla. Proprio Marolla in possessione della palla, non riesce il controllo a Fanfulla, palla a fondo campo, time out richiesto dall'Itria.
Si rientra dal time out richiesto da Litria, indicazioni da parte di Bruno e Menini, i due allenatori brasiliani che si sono ritrovati a giocare nel 2011-2012 insieme nella Sport 5 Putignano, quindi da ex compagni ad avversari come allenatori e giocatori, anche se per Bruno ovviamente è ancora in fase di recupero dall'infortunio. Menini invece riesce già ad essere in campo. Sta per trascorrere il primo quarto di gara, punteggio ancora sullo 0-0, due falli commessi dal Giovinazzo, uno dall'Itria. Rimessa laterale che si appresta a battere Palumbo per il Giovinazzo, appoggia dietro per Divanei, ancora Palumbo, pressato da Fanelli che riesce con la punta ad anticiparlo ma non a far su il pallone. Marolla torna indietro per far impostare Divanei, e lui il fixo che fa girare palla. Marolla, pressing adesso da parte dell'Itria con Segovia che recupera un ottimo pallone in fase offensiva. Adesso è Ricci a impostare per l'Itria, ad allargare su D'Aversa, ha davanti a sé Divanei, prova la finta, riesce a saltarlo, D'Aversa ancora prova un altro dribbling ma è fermato da Fanfulla in raddoppio. Palumbo, ancora Ricci a recuperare il pallone per l'Itria, Fanelli copre, prova ad accentrarsi, è toccato sul piede di appoggio e punizione a favore dell'Itria dal limite dell'area, incursione da parte di D'Aversa, che poi è riuscito in qualche maniera a mantenere il possesso, ed è poi stato Fanelli nella ricerca del tiro a subire fallo. Occasione Itria. Nove minuti e 49 secondi al termine, 3 falli il Giovinazzo, 1 l'Itria e punizione dal limite. Si appresta a battere Segovia, vicino al pallone anche Ricci ma si allontana. Posizione interessante. Segovia guarda dritto negli occhi la notte. Due persone in barriera, uno sul palo. Divanei pronto a staccarsi. C'è il fischio, parte Segovia, il destro sul petto di Lanotte che respinge. Semeraro prova a cercare Fanelli ma lancio troppo lungo. Ed è nuovamente Divanei a impostare per i biancoverdi. Sulla palla Menini, scarica ancora per Divanei, prova ad alzare il pressing l'Itria con D'Aversa su Palumbo, costretto a rifugiarsi in faro laterale. Dalla banda destra D'Aversa pronto a battere. Lascia per Fanelli che calcia direttamente in porta. Nulla di fatto, è Lanotte che deve ridare il pallone a Palumbo in quanto deve battere il controfallo. Menini, Divanei costretto ad accelerare la giocata, palla che viene controllata da D'Aversa, riesce a servire per un attimo Segovia, c'è l'anticipo da parte di Fanfulla, errore da parte di Divanei, uno dei pochi errori in fase di impostazione. Nove minuti e 3 secondi al termine, punteggio fermo sullo 0-0 dopo una partenza fulminante da parte del Giovinazzo. Le due squadre hanno trovato un equilibrio sia in fase di gioco che di pressing, che si stanno annullando senza rischiare troppo, e Fusco intanto che è costretto a liberarsi del pallone ed è nuovamente il Giovinazzo a impostare. Divanei ancora, Marolla sulla banda destra, scarica ancora per Divanei, rotazione alla ricerca di un Pertugio.
Verticalizzazione che in questo caso riesce per Fanfulla per un attimo, ma ancora Ricci in fase di pressione su Fanfulla. Rimpallo che favorisce ancora il possesso al Giovinazzo. Menini pronto a battere. Calcia in aria sperando in qualche deviazione, non la tocca nessuno. Palla a fondo campo ed è Fusco che deve riprendere il gioco. Chiama lo schema. Ma non riesce a liberarsi nessun compagno e Fusco lancia via il pallone. E ancora una volta Divanei a impostare. Menini si accentra. Si stacca Menini, Divanei allarga adesso per Marola sulla banda destra. Rimpallo che per 2 volte lo favorisce, ma poi perde il pallone con Semeraro, il destro. Divanei sulla traiettoria. Finisce in calcio d'angolo. Batte Semeraro, troppo lungo per Segovia. Ricci a mantenere il possesso, ma arretra l'Itria. Segovia prova a cercare ancora Semeraro, anticipa da parte di Divanei. Ancora palla per Fanfulla. Ricci spara la porta, Fanfulla è costretto a scaricare su Menini. Prova il destro dalla lontananza. Deviazione di D'Aversa, calcio d'angolo. 7 minuti e 51 al termine. 0-0 il punteggio, 3 falli a 1, 3 commessi dal Giovinazzo, 1 dall'Itria. Divanei. E Menini. Batte al centro, deviazione provvidenziale di Ricci. Ricordo quest'anno tutte le dirette della Serie 2 Elite saranno sul canale YouTube della divisione Calcio a 5. Invito a iscriversi per seguire tutto il campionato sul canale YouTube della divisione Calcio a 5. Intanto possesso Itria sulla banda sinistra e Miuli a impossessarsi della sfera. Si carica dietro per Ricci a impostare. D'Aversa cerca Segovia, palla lunghissima. Non riescono i fraseggi per l'Itria, c'è un pressing e da parte del Giovinazzo che riesce a mantenere benissimo le posizioni, a non dar modo all'Itria di tessere trame di gioco. E Divanei, Tanche, rientrato in campo, sbaglia l'appoggio per Menini. Possesso Itria. Esce Segovia, rientra Fanelli. Ricci su D'Aversa, pressato. Ancora Ricci, prova di prima a servire Miuli, anticipato. Ancora Divanei, riesce a scaricare per Tanche, davanti a sé Ricci, prova a puntarlo, non riesce a superarlo, in chiusura D'Aversa. Si riparte ancora da dietro per il Giovinazzo con Divanei a impostare. E Menini. Divanei di prima per Greco, davanti a sé Miuli. Greco è costretto a rientrare dentro con la suola, riesce poi a servire Menini. Ricci devia il tentativo di Menini di servire Tanche. Ancora Menini per Tanche, tutto solo, ma spalle la porta. Sbaglia per un attimo il controllo di palla, non riesce a girarsi e a chiuderlo. E D'Aversa benissimo che poi lancia via il pallone che ritorna tra i piedi di Divanei. Riesce a allargare per Greco, davanti a sé Miuli. Greco scarica su Tanche, ancora su Divanei, ha il sinistro libero, calcia, scivolata provvidenziale di D'Aversa. Fraseggio che aveva liberato Divanei al tiro. Calcio d'angolo Giovinazzo. Menini è ancora ad occuparsene, scarica ancora per Divanei, palla al centro ed è contropiede con Fanelli, 1 contro 1. Rientra tutto il Giovinazzo in difesa e Fanelli quindi per non perdere il possesso del pallone scarica ancora su Ricci. Prova a impostare trame di gioco sperando di trovare qualche verticalizzazione, rotazione. Intanto Ricci prova a saltare il Tanche in velocità, riesce e subisce fallo. Quarto fallo Giovinazzo.
5 minuti e 59 secondi al termine, 4 falli commessi dal Giovinazzo, 1 dall'Itria, risultato fermo sullo 0-0. Punizione conquistata da Ricci, è lo stesso che si appresta a battere. Ricci per Fanelli, ha davanti a sé Divanei, lo punta, prova a portarsi sul sinistro, raddoppia da parte di Greco e palla ancora sulla banda sinistra in faro laterale. Si avvicina nuovamente Ricci alla battuta. Tra gli acquisti quest'anno del Giovinazzo c'è anche Amorelli, giovanissimo under 19 del Meta Catania. Arriva dalla Serie A, il classe 2006. Poco spazio fino adesso per lui. Ricci. Scarica dietro per Fusco. Prova la conclusione da lontanissimo Menini. Recupera la palla quindi il Giovinazzo. Scarica dietro per Divanei. Greco. Divanei prova la verticalizzazione per Tanca, è chiusa la partita persa. Ricci pressato, riesce a scaricare per Fanelli, un 2 contro 2. Fanelli ha davanti a sé Menini, torna sui suoi passi, ancora Fanelli, in scivolata Menini, continua il contrasto tra i due. Fanelli chiede un fallo ma l'arbitro non ravvisa nulla. Time out richiesto dal Giovinazzo. È un derby che non riesce a sbloccarsi nel risultato, ancora fermi sullo 0-0. Possesso bianco-verde, Divanei si riprende a 5 minuti e 20 secondi dal termine. 4 falli commessi dal Giovinazzo, 1 dall'Itria. Anche sulla banda destra riesce a scaricare per Di Benedetto che perde il pallone con Fanelli che lo recupera, salta Tanche, si accentra il destro, palla deviata da Lanotte in calcio d'angolo. A battere Semeraro che scarica dietro per Segovia, prova il destro, Lanotte ben appostato, Divanei calcia via. Segovia, Ricci, ancora Segovia, ha un po' di spazio, viene a chiuderlo davanti a sé Di Benedetto, poi ancora Ricci, Fanelli, Ricci, Semeraro, ancora Ricci, cerca Segovia, prova il colpo di testa, posizione defilata, ha cercato di angolare sul palo opposto, Lanotte tranquillamente ha lasciato scorrere. A impostare ancora Divanei, Tanche, scarica ancora per Divanei, dalla parte opposta c'è Greco in attesa ma ritorna ancora su Tanche. Fanelli in anticipo su Di Benedetto,
Prova ad accentrarsi, c'è tutto solo Semeraro, il destro da parte di Fanelli, deviazione miracolosa da parte di Lanotte, occasione Itria, ed è Fanelli a percorrere dalla propria difesa tutto il campo, a calciare. C'era Semeraro anche dalla parte opposta, pronto a ricevere. Ha provato il tiro a rete Fanelli e Lanotte si è fatto trovare pronto alla ribattuta, calcio d'angolo, pronto a battere Ricci, scarica ancora su Segovia, il destro smorzato e Tanche che sbaglia il primo controllo e sul pressing è costretto a tirar via il pallone. Fusco rilancia ancora in fase di attacco, anticipo da parte di Divanei. Si alzano un po' i ritmi con un'Itria che prova a sbloccare la partita. 3 minuti e 59 secondi al termine. Segovia scarica su Fusco, ma posizione del pallone non corretta e quindi cambio fallo e possesso Giovinazzo. Menini, banda destra con Divanei, appoggia per Tanche, prestato da Ricci, D'Aversa in anticipo su Menini, ma palla che ancora rimane in campo. Tanche prova un controllo non facile, D'Aversa si ritrova il pallone fra i piedi, ma Menini lo copre, appoggia dietro per Lanotte che allarga su Greco, di rientro Segovia lo ferma, si ricompone l'Itria. Menini ha un po' di spazio, prova una verticalizzazione ma non trova nessun compagno. E Ricci davanti a sé Divanei, 3 minuti e 15 al termine, lo punta, rientra sul destro, prova una conclusione, velleitaria. E Greco ad impostare, adesso Divanei davanti a sé Semeraro, Tanche prestato da Ricci, riesce a far passare il pallone per Greco, palla che finisce a fondo campo. Menini, Greco allarga tutto per Divanei che di prima prova a cercare Tanche, palla altissima. 2 minuti e 45 secondi al termine del primo tempo. Semeraro, lancio lungo lì dove non c'è nessuno, e il solito Divanei a impostare, prestato da Miuli, costretto a rifugiarsi in foro laterale, non era supportato da Greco che invece si era portato in avanti richiedendo per lui un lancio lungo, non aveva spazio Divanei, è stato costretto a rientrare e a calciare fuori per non avere danni in fase di pressing. Segovia appoggia per D'Aversa, ancora Segovia, rimpallo, calcio d'angolo per l'Itria e D'Aversa che si impossessa della sfera, prova a cercare Semeraro, palla che sfila dopo una deviazione su tutta l'area di rigore. Miuli, ancora D'Aversa, si allunga un po' il pallone, poi costretto a entrare in scivolata, scontro con Menini. Scontro fortuito tra i due nel tentativo di recuperare il pallone D'Aversa. È andato un po' lungo, c'è stato lo scontro tra i due. La peggio sembra averla avuta Menini, ma si rialza. Due minuti e 17 al termine. Possesso bianco-verde con Menini. Greco, Di Benedetto, Tanche, ancora Di Benedetto, prova a alzare il pallone verso Menini, Ricci prova a controllare per un attimo ma poi è costretto a lanciare via il pallone, quindi ritorna il possesso tra le maglie bianco-verdi con Di Benedetto, chiede palla Menini ma è troppo distante Tanche, quindi a impostare, palla che arriva a Di Benedetto, contrasto con Semeraro, ancora Menini in possesso, ancora Semeraro a intervenire, palla su Tanche,
cerca di girarsi sul piede favorevole ancora Di Benedetto, prova il destro, respinge Ricci e Greco ancora in possesso di palla per il Tanque, pressing da parte di D'Aversa, il rimpallo che per un attimo sembrava favorire Segovia, ma possesso per Giovinazzo con ancora Di Benedetto a impostare. Menini di prima alza il pallone, Fusco preferisce intervenire di testa ma ha rischiato un attimo la giocata. Un minuto e 21 al termine, 4 falli sempre per il Giovinazzo, 1 per l'Itria, il punteggio fermo sullo 0-0. Nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare, nonostante qualche occasione in più forse per il Giovinazzo, meno per l'Itria che ha cercato qualche ripartenza. Tanche riesce ad appoggiare per Menini, Di Benedetto, Menini, Palumbo, chiede palla Tanche, la riceve, va davanti a Stefanelli, Tanche riesce a servire Menini ma è spalle alla porta, cerca la sponda a cercare Tanche, prova a calciare, ma rimpallo che fa finire la sfera a fondo campo ed è calcio d'angolo per il Giovinazzo. 40 secondi al termine. Ogni possesso palla negli ultimi secondi diventa fondamentale per cercare di portare. Prova il sinistro Menini, Fusco respinge. 30 secondi al termine e Menini da impostare, scarica su Di Benedetto, cerca Tanche che non riesce nel controllo e ritorna in possesso palla l'Itria. 24 secondi dal termine. Segovia ad avere indicazioni da parte di mister Bruno. Segovia prova ad alzare il pallone ma recupera palla Tanche, punta Ricci che riesce ad allontanare la sfera. 19 secondi al termine del primo tempo, possesso ancora Giovinazzo con Palumbo. Tanche prova la giocata, chiuso, Ricci riesce a servire Fusco che allontana a cercare Fanelli. Menini incespica sul pallone, non riesce nel controllo e ritorna il possesso all'Itria. 9 secondi al termine, sfera tra i piedi di Ricci, D'Aversa prova a servire Fanelli, palla troppo lunga, 3 secondi al termine. La notte proverà probabilmente un lancio lungo alla ricerca di qualche deviazione e così è. E Fusco ad uscire con i pugni e termina il primo tempo tra Itria e Giovinazzo, reti inviolate, 0-0. Si va negli spogliatoi.
Si ritorna in campo per questo secondo tempo tra Itria e Giovinazzo. Primo tempo terminato sullo 0-0, un derby che si fa sentire nell'emozione. Itria fino a questo momento ha cercato delle ripartenze, si è contenuta, mentre il Giovinazzo ha tenuto il pallino del gioco ma è stata poco incisiva. Solo qualche occasione, ma nulla che ha potuto sbloccare il risultato. Sarà un tempo che vede i starting five dell'Itria con Fusco, Semeraro, D'Aversa, Segovia e Ricci. Per il Giovinazzo La Notte, Divanei, Di Benedetto, Benini e Tanche. E proprio l'Itria a ricominciare con Segovia, pressato subito da Di Benedetto. Ricci, D'Aversa, ancora Ricci, riesce a servire ancora D'Aversa, pressato da Divanei, raddoppia da parte di Benini e ancora possesso Itria. Segovia sulla banda sinistra, si accentra, scarica ancora su D'Aversa, punta nuovamente a Divanei, va a cercare Ricci sulla parte opposta. Segovia prova il destro dalla lunga distanza, ma nulla di fatto, ed è La Notte a riprendere il gioco per i biancoverdi. Menini, Divanei, Tanche, spara alla porta, scarica ancora su Divanei. Divanei prova il lancio lungo a cercare Tanche, intervento al volo da parte di Ricci in anticipo. D'Aversa lascia scorrere fuori senza rischiare la giocata. E possesso Giovinazzo in fase di attacco con Menini pronto a battere. Una rimessa laterale sulla banda sinistra dietro a Tanche, scarica invece per Divanei, il sinistro sulla traiettoria di Benedetto, non riesce nella deviazione. Lungo lancio di Fusco, riesce a trovare D'Aversa con un ottimo aggancio davanti a sé Menini, scarica su Segovia, destro alto, deviazione ravvisata dal direttore di gara del calcio d'angolo. L'ok di ammissione anche da parte di Tanche in maniera sportiva. D'Aversa a battere. Ricci cicca il tiro del Giovinazzo, quindi a battere questo fallo laterale con Divanei e impostare nuovamente il gioco. E Menini cerca qualche movimento in avanti. Divanei di prima ad allargare per il Tanche che cerca la giocata su Menini. D'Aversa cerca il rimpallo su Menini stesso e ottiene un fallo laterale in suo possesso, dove Ricci a battere in fase difensiva. Pressing alto da parte del Giovinazzo, cerca di non far scambiare ed è costretto quindi Ricci ad allontanare prima che scadano i secondi per la battuta. 18 minuti e 15 secondi ancora al termine. C'è tanto tempo ancora per impostare trame di gioco. Intanto un lungo lancio da parte di Divanei. Fusco non rischia la presa, era al limite dell'area e di testa sfrutta tutti i suoi centimetri, deviando in calcio d'angolo. Menini prova a cercare al centro Tanche, anticipato da Fusco, prova a lanciare Segovia in anticipo di Benedetto e palla che ritorna fra le mani di Fusco. Questa volta riparte da vicino con D'Aversa, ancora lancio lungo su Segovia, di testa non riesce a mantenere il pallone in campo. Del Giovinazzo a ripartire nuovamente con una battuta da rimessa laterale di Divanei. Viene richiamato intanto Segovia per proteste. Solo un richiamo per lui. Menini davanti a sé D'Aversa, poggia su Di Benedetto, ancora Divanei di prima, difficile per Menini controllare il pallone. Di Benedetto spazza via, è Ricci in possesso che scarica su Segovia, davanti a sé Divanei. Segovia prova a saltarlo rientrando, tunnel su Menini, Ricci finta il tiro, ancora Segovia di prima per D'Aversa, c'è spazio per lui ma viene rimontato da Di Benedetto e c'è il contropiede da parte di Tanche
che però rallenta nel controllo di palla e viene chiuso da Segovia. Rientra Fanelli in campo per Ricci. Divanei allarga ancora per Tanche, fronteggiato da Semeraro, prova il destro, defilato, non trova lo specchio della porta. Semeraro, Segovia, è chiuso, suolata per Fanelli, riesce ad alzare il pallone per Semeraro, chiude Di Benedetto, c'è uno scontro fra i due ma si continua a giocare. Tanche, possesso di palla, ritorna su Divanei, cerca con l'esterno, poi ancora Semeraro, triangola con Fanelli, palla troppo lunga per lui, non riesce a raggiungerla. Ripartenza mancata per l'Itria. Adesso è Menini a impostare. Fanelli cerca Menini, ma verticalizzazione errata da parte di Divanei. Rientra in campo Miuli, in possesso di palla in questo momento, scarica su Semeraro. I due che fino a qualche anno fa giocavano in Under 19. Miuli non riesce a mantenere il pallone in campo. E Di Benedetto che si prepara per la battuta. Deve rispettare la posizione. Menini. Divanei ancora in postazione. Ancora Di Benedetto davanti a sé Semeraro, ancora Tanche. Prova a centrarsi dalla parte opposta per Divanei, prestato da Segovia, scarica su Di Benedetto. Cerca una verticalizzazione, ma Menini era finito dalla parte opposta, non si capiscono i due. Ed è Fusco a mantenere la sfera. Fanelli, Semeraro. Semeraro prova a saltare Tanche, cerca di servire Miuli, ma è chiuso da Menini. Non riesce a mantenere il pallone in campo e quindi rimessa laterale a favore dell'Itria. 15 minuti e 41 secondi al termine. Partita che non si sblocca, fermo sullo 0-0. Zero anche i falli fino a questo momento. Entrambe le squadre non rischiano grandi giocate. In fase tattica entrambe sono contenute. L'Itria soprattutto cerca ripartenza. Adesso è Pepe Ricci a cercare di saltare il Tanque in velocità. Si scontrano i due. Poi prova a servire Miuli, ma in scivolata Menini devia. Miuli alla battuta, vicino a Stefanelli. Lascia la battuta a Fanelli che prova direttamente in porta. La notte respinge, Menini preferisce rifugiarsi ancora in fallo laterale. Sempre Miuli. Scarica su Ricci, rimpallo su Tanche che però non riesce a raggiungere il pallone prima che termini fuori. Ancora Miuli alla battuta. Prova il lancio lungo su Fanelli. Non riesce l'aggancio. 15 minuti e 15 secondi al termine. Errori di impostazione da una parte e dall'altra, ma è dato anche dalla difficoltà delle due squadre che riescono tatticamente a chiudere ogni spazio. Menini. Divanei. Ancora Menini, scambiano i due. Sempre di prima. Prova ad alzare il pallone, anticipato Palumbo da Ricci, che prova a centrarsi, scarica su Miuli, ha un po' di spazio, scarica ancora per Ricci, il destro! Ottima azione tra i due. È riuscito a trovare lo spazio per calciare Ricci, ma palla che è finita a fondo campo. E Menini adesso a impostare per il Giovinazzo, cerca di verticalizzare per Tanche. Chiude bene Semeraro. Ancora Menini. Divanei. Prova a lanciare Tanche, palla lunghissima. Un po' di imprecisione in più
in questo secondo tempo, probabilmente dovuto alla stanchezza, a una preparazione atletica che adesso con i minuti che passano si fa sentire per entrambe le squadre. Vediamo se ci sarà qualche episodio a sbloccarla. Una partita ancora ferma sullo 0-0. Fanelli riesce a saltare prima Divanei, ma non Menini. Segovia. Ricci di prima per Fanelli, a spalle alla porta. Fanelli prova con la sola a girarsi. Finisce giù. Nulla da ravvisare per l'arbitro. Arbitro che richiama Fanelli a non protestare. Riparte ancora il Giovinazzo con Menini. Palla per Palumbo, ancora Menini. Scarica dalla parte opposta per Divanei, che è costretto a centrarsi sul pressing di Segovia. Menini lascia scorrere fuori, pressing positivo per Segovia, che recupera il possesso di palla in fase di attacco con Miuli che si avvicina alla battuta. Esce Tanche per il Giovinazzo. In campo Fanfulla. Prova Segovia a servire Fanelli, anticipato da Palumbo, è proprio Fanfulla in possesso, con la punta del piede lo anticipa Segovia, che chiede il pallone, riparte. Sulla banda sinistra Ricci, pressato e costretto a tornare da Segovia, pressato da Fanfulla, di prima per Miuli, contrasto tra Menini e Miuli, no, nulla da ravvisare, riparte ancora Ricci, cerca di servire Fanelli, anticipato perfettamente da Divanei. Menini costretto a tornare indietro su Palumbo, che salta benissimo Fanelli, ancora Palumbo per Fanfulla, punta Ricci, centrale per Menini, ha un po' di spazio, prova il destro, si distende Fusco. Palla in calcio d'angolo. Fallo cumulativo fischiato dal direttore di gara, quindi primo fallo di questo secondo tempo, 13 minuti e 19 secondi al termine. Menini giù. Momento utile anche per rifiatare per le due squadre. Ritmi intensi, ma dove nessuno riesce a spiccare occasioni importanti. Menini lascia il posto a Di Benedetto. Palumbo si appresta a battere il calcio d'angolo. Al centro Fanfulla e Di Benedetto. Palla ciccata da Di Benedetto. A ripartire adesso l'Itria con Miuli. Finisce giù Ricci. Si tocca il volto, probabilmente uno scontro fortuito. Ancora un momento di stop. Fase anche di stanchezza. L'Itria, tra l'altro, ha una lunga lista di infortunati, dove sia Punzi, Laddomada, il portiere Palazzo, nonché Bruno, sono assenti appunto per infortunio, e chiaramente questo costa di mantenere in campo con maggiore minutaggio i veterani come Ricci, come Fanelli, come Segovia. E la stanchezza si fa sentire, i ritmi di gioco chiaramente vivono solo di sprazzi. Si rialza Ricci. Ad onore del vero però c'è da dire che l'Itria chiaramente ha una cantera importante, riesce sempre a mettere in campo giovani con grande bagaglio di tecnica ed esperienza, tanto da sostenere una Serie 2 Elite a viso alto. Ancora Semeraro, prova a servire da Versa. Fanfulla pressato da Semeraro e Di Benedetto a impossessarsi della sfera. Scarica dietro per Divanei. Cambio fallo. Ancora un errore. Rientra Ricci in campo, esce Miuli. Da Versa.
Appoggia dietro per Ricci. Rimpallo che finisce su Fanfulla. Semeraro riesce a recuperare il tunnel, contropiede con D'Aversa, dalla parte opposta c'è Segovia, ancora D'Aversa, prova a saltare Divanei che in scivolata devia in calcio d'angolo. Ripartenza Itria, ancora D'Aversa, prova a cercare Segovia, si coordina. Non facile riuscire a impattare la palla correttamente. Ottima coordinazione, ma non trova lo specchio della porta. Divanei. Palumbo, ancora Divanei. Scatta Fanfulla, Divanei invece cerca dalla parte opposta Palumbo, ancora un lancio non preciso. 12 minuti e 36 secondi al termine, risultato fermo sullo 0-0, solo un fallo commesso dall'Itria, 0 dal Giovinazzo, e Ricci adesso in possesso, costretto a tornare indietro per Segovia. Cerca D'Aversa, nulla di fatto. Di Benedetto. Palumbo si accentra. Divanei costretto a centrarsi anche lui dalla banda destra, alla parte opposta per Di Benedetto. Cerca di lanciare Palumbo, ma palla troppo lunga per lui. Rientra in campo Fanelli, fuori Segovia. Ricci. Semeraro. Ancora Ricci, dalla parte opposta c'è D'Aversa servito. Non prova la giocata di prima, prova successivamente a servire. Preciso Fanelli, stop di petto, ma non riesce a tenerla in campo. Divanei. Palumbo. Attende l'Itria nella propria metà campo per pressare le fasi di gioco del Giovinazzo, che è imposta adesso con Palumbo. Di Benedetto sale adesso il pressing e Divanei e Ricci a provare a pressare. Ancora un lancio errato. Partita che non si sblocca. Non ci sono grandi occasioni né da una parte né dall'altra. Adesso prova Ricci, serve Fusco. Ancora un errore. Di Benedetto. Palumbo, ancora Di Benedetto, riesce con la punta D'Aversa a fermarlo. Di Benedetto dietro per Divanei. Palumbo ha davanti a sé Semeraro, riesce a saltarlo. Palumbo ancora rientra. Fallo da parte di Semeraro. Era riuscito all'incursione Palumbo a liberarsi di due avversari. Agganciato alle spalle da Semeraro. E secondo fallo Itria. Posizione un po' defilata, ma a circa 10 metri dalla porta difesa da Fusco, che predispone la barriera. Vicino alla battuta Divanei. Davanti a sé Tanche, prova a servirlo, il sinistro di Tanche, centrale su Fusco che respinge Segovia, riesce a mantenere il possesso in campo, doppio dribbling da parte di Segovia, chiuso da Menini in forcing in aiuto dei suoi compagni. Ancora possesso con Segovia, davanti a sé Divanei, costretto a scaricare dietro per Ricci. Ancora Segovia sul pallone, stop non facile per lui. Ancora Semeraro al limite dell'area, davanti a sé Divanei, cerca di servire D'Aversa, fermato da Divanei. Ancora D'Aversa, davanti a sé Menini, D'Aversa Menini, contrasto alla meglio ancora Menini, scontro tra D'Aversa e Menini, fallo laterale a favore del Giovinazzo. Rientra in campo Fanelli, fuori Ricci, esce anche Menini, in campo ancora Palumbo e Di Benedetto, proprio lui in possesso su Divanei, chiede palla Fanfulla in avanti, non prova il lancio in questo caso Divanei, guadagna qualche metro, davanti a sé Fanelli. Palumbo con il secondo tocco su Fanfulla, prova a chiudere la triangolazione, prova poi su Di Benedetto, scivolata da parte di Segovia che chiude la luce del tiro a Di Benedetto. Ancora Palumbo, prova a girarsi e D'Aversa a opporsi. 10 minuti e 15 secondi al termine. Sta per andare via la prima metà del secondo tempo, prova il sinistro Divanei, deviato e ancora calcio d'angolo. Palumbo.
forte al centro, c'è un rimpallo tra Fusco e Semeraro. Per un attimo non inguagliava la porta di Fusco. Ancora calcio d'angolo, a battere ancora una volta Palumbo. Si muove Di Benedetto, prova a servire Di Vanei, palla defilatissima. Di Vanei è costretto a calciare per evitare il pressing di D'Aversa. Palla a fondo campo. È andata via la prima metà del secondo tempo, sempre risultato di 0-0, 2 falli a 0 commessi dall'Itria. Possesso bianco-verde e Palumbo ad impostare. Di Vanei tende il pressing l'Itria. Prova a pressare adesso con Fanelli, Segovia. Di Vanei, c'è uno scontro tra Segovia e Palumbo. Viene ravvisato dall'arbitro in ritardo Segovia, colpisce Palumbo che viene anche ammonito. Prima ammonizione della gara per Segovia. Terzo fallo Itria. 0 il Giovinazzo fino a questo momento. Di Vanei riesce a trovare Palumbo che torna indietro ancora per Di Vanei. Di Benedetto costretto a rifugiarsi ancora su Di Vanei, pressato da Fanelli. Ancora Di Vanei, prova la verticalizzazione, riesce a passare la palla per Fanfulla ma è spalle alla porta. Pressato da Semeraro. Si ritrova il pallone per piedi Palumbo ma con un rimpallo perde il possesso e riparte ancora l'Itria con Segovia. Ricci davanti a sé Palumbo, scarica su Semeraro, ancora Ricci, si libera della sfera lanciando in avanti dove non c'è nessun compagno. E impostare e nuovamente il Giovinazzo sempre con Di Vanei, scambia di prima con Di Benedetto. Palumbo, pressing di Segovia, Palumbo pressato con la suola, va a servire Ricci, involontariamente palla al centro per Fanelli, occasione Itria. Fanelli non riesce nel tap-in vincente. Non aveva cercato e trovato Ricci. Palla forte ma nell'allungarsi è riuscito solo una deviazione che fa finire la sfera a bordo campo. Dalla parte opposta intanto Fanfulla riesce la suolata per Palumbo. Non trova lo spazio per calciare. 8 minuti e 25 al termine. Forse la prima vera occasione di questo secondo tempo tra i piedi dell'Itria di Fanelli. Ancora un cambio fallo e ammonizione per proteste a Di Benedetto. Un giallo per parte. 8 minuti e 24 al termine. Semeraro sulla banda destra poggia su Ricci che allarga tutto su Fanelli. Ancora Ricci, prova a saltare Fanfulla in velocità. Rimpallo che non favorisce Ricci e quindi possesso biancoverde con Di Benedetto che si appoggia su Di Vanei. Ancora Di Benedetto, Segovia davanti a sé. Di Vanei prova a cercare Fanfulla, irraggiungibile per lui. Rientra Miuli in campo. Semeraro. Ricci, Miuli sulla banda destra è pressato. Non riesce a mantenere il pallone in campo. Quindi rimessa laterale con possesso Giovinazzo in fase di attacco. Si incarica Palumbo dalla battuta. Prova a cercare Di Vanei dalla parte opposta. Di testa di prima riesce a trovare Fanfulla che cerca una sponda ancora per Di Vanei. Anticipato da Semeraro. Di Vanei, 7 minuti e 54 al termine. Palumbo prova a mettere al centro, Fusco blocca.
attende qualche compagno, poi appoggia dietro per Ricci. Segovia, Fanfulla davanti a sé, costretto a tornare indietro in fase di impostazione per Ricci, che però scarica male per Segovia. Palla a favore del Giovinazzo. Rientra in campo Tanche e Menini. Divanei, verticalizzazione per Tanche che prova a girarsi il sinistro, troppo largo. Rientra anche D'Aversa, proprio lui in possesso palla, pressato da Tanche, che recupera il pallone, appoggia dietro per Divanei. Di Benedetto, pressato da D'Aversa. Tanche, spara alla porta, pressato benissimo da Segovia, che recupera un ottimo pallone. Davanti a sé adesso Tanche, che interviene di sinistro e manda la sfera fuori. Segovia chiama lo schema, 7 minuti e 08 al termine, punteggio fermo sullo 0-0, 3 falli Itria, 0 Giovinazzo. Palla per D'Aversa, limite dell'area, prova il sinistro, respinge Di Benedetto, la finisce su Segovia, scicca il pallone. Segovia non riesce a impensierire la difesa del Giovinazzo. Calcio d'angolo. C'è stata una deviazione da parte dell'Itria e quindi possesso in fase d'attacco, dove pronto a battere il calcio d'angolo è Tanche. Menini chiama il pallone al centro, prova una puntata forte, ancora Menini che lascia scorrere su Divanei. Menini, Divanei, pressing dell'Itria, Tanche spara alla porta, non riesce l'aggancio. Fusco e Semeraro adesso a impostare, appoggia per D'Aversa, pressato da Di Benedetto. Semeraro prova la verticalizzazione per Fanelli, troppo lungo anche per lui. Divanei chiede palla per impostare qualche trama nell'attesa che ci sia qualche verticalizzazione, che avviene proprio in questo momento con Tanche che salta a pallonetto Semeraro, prova a girarsi di destro, intervento di D'Aversa a fermarlo. Menini, prova a servire lungo Di Benedetto, velocità di Segovia su Menini che però recupera bene, lungo lancio di Lanotte, di testa Semeraro, in anticipo ancora Divanei, ma ancora Semeraro, rimpallo per Fanelli. Segovia si era liberato benissimo sull'assist di Fanelli al volo. Ancora un'occasione Itria, non è riuscito a coordinarsi al meglio Segovia. Palla fuori che non ha impensierito Lanotte. Divanei prova a cercare Tanche, palla ancora lunga per lui. Time out richiesto dall'Itria. Si ritorna dal time out, indicazioni a 5 minuti e 56 secondi dal termine. Credo che adesso siano fondamentali le indicazioni per cercare di sbloccare questa partita.
con qualche episodio, con qualche giocata. Intanto è Segovia a cercare Fanelli, stop di petto, pressato da Divanei. Fanelli dietro per Segovia, appoggia bene per D'Aversa, ancora Segovia, pressing alto da parte del Giovinazzo, lungo lancio a cercare Fanelli, ma c'è l'anticipo da parte di Divanei. Menini, contrasto con Semeraro che riesce a servire Fanelli, il sinistro! Palla che passa tutto lo specchio della porta ma finisce alla sinistra di Lanotte. 5 minuti e 33 al termine, risultato fermo sullo 0-0, 3 falli Itria, 0 il Giovinazzo. E Menini in possesso, Di Benedetto. Semeraro riesce ad anticipare Menini, ancora Semeraro, riesce a servire Fanelli, Fanelli sulla fascia sinistra, il destro deviato da Divanei. Calcio d'angolo per l'Itria, prova ad alzare i ritmi l'Itria con 2 incursioni di Fanelli. Semeraro si appresta alla battuta, Fanelli è defilato sul secondo palo, Segovia prova a entrare al centro, Semeraro batte al centro e c'è la deviazione in rete di Segovia, vantaggio Itria al 5 minuti e 15 secondi dal termine, Itria 1, Giovinazzo 0, la sblocca Segovia. Ed era forse quello che un po' ci aspettavamo, l'episodio che potesse sbloccare un risultato fermo, ed è avvenuto a favore dell'Itria con un'imbucata di Semeraro che è riuscito a trovare un Segovia completamente solo in aria, svista da parte della difesa Giovinazzo, che adesso prova ad accelerare i tempi entrando con il power play in campo. Menini, Divanei, ancora Menini, Palumbo che si fa vedere come power play dalla parte opposta, ma adesso è Menini che prova il destro, chiuso da Ricci. 4 minuti e 45 al termine. Di Benedetto a impostare adesso con il power play il Giovinazzo. Menini, ancora Di Benedetto, ancora Divanei, pesca al centro dell'area Palumbo ed è 1-1. Pareggio del Giovinazzo con Palumbo a 4 minuti e 30 secondi dal termine. Due fiammate nel giro meno di un minuto. A Segovia risponde Palumbo. Ha funzionato subito il power play per il Giovinazzo che ristabilisce le distanze. Ricci, contrasto con Tanche, c'è un fallo di mano ravvisato dal direttore di gara, punizione a favore dell'Itria. Primo fallo del Giovinazzo in questo secondo tempo, 4 minuti e 21 secondi al termine. 1 minuto di gioco effettivo, 2 gol che vedono il risultato sull'1-1, triangolo tra Semeraro e D'Aversa che non riesce a concludersi. E quindi possesso Giovinazzo che ripropone di nuovo il power play con Palumbo e Divanei che alza troppo il pallone, quindi Palumbo è costretto a abbandonare il terreno per far tornare Lanotte tra i pali. Semeraro, D'Aversa, Ricci, Segovia prova a saltare Divanei, lo affronta, riesce a rientrare sul destro, ancora D'Aversa, limite dell'area, salta ancora il giocatore, prova il sinistro, palla fuori. Si alzano i ritmi, momenti sprazzi di gioco con occasioni da entrambe le parti. Ancora power play, Divanei prova subito a cercare Tanche, ancora Menini, Menini per Tanche, a tu per tu con Fusco, il sinistro e c'è il vantaggio del Giovinazzo. Tanche fulmina Fusco sulla sua destra con un diagonale perfetto ed è vantaggio Giovinazzo 2-1. A 3 minuti e 43 dal termine il Giovinazzo la ribalta
Dal vantaggio di Segovia risponde Palumbo e Tanque a primo gol in Italia. Prova a ripartire adesso con il power play l'Itria e D'Aversa, Semeraro, Ricci, Fanelli, prova a saltare il Tanque, scarica ancora su Segovia, ma è palla fuori. 3 minuti e 29 al termine. Si accendono gli animi finalmente nel palazzetto dopo un primo tempo e una metà del secondo tempo, buona metà del secondo tempo, dove si è visto davvero poco. In 2 minuti si è passato in vantaggio l'Itria per poi ribaltare il risultato Giovinazzo con un 1-2 micidiale. Segovia prova il lancio lungo a cercare D'Aversa e davanti a sé Tanque che lo ferma. Semeraro alla battuta si appoggia dietro per Ricci, con il power play adesso deve attendere trame di gioco, ma Ricci prova subito a calciare. Divanei, Menini, ritornando fra i pali Fusco, recupera la palla Segovia, salta Menini, Segovia, ancora Segovia, il destro, miracolo di Lanotte! Con la mano di richiamo è riuscito a fermare la conclusione a tu per tu di Segovia, che si era ben liberato di Menini. Tre minuti al termine, punteggio sul 2-1 per il Giovinazzo, occasione Itria con Segovia, che adesso è ancora in possesso di palla, appoggia per Semeraro, D'Aversa, che funge da power play, Segovia, alza il pallone ancora per D'Aversa, davanti a Semenini, Segovia, allarga tutto per Ricci che ha qualche metro di spazio, Ricci ancora per D'Aversa, prova il sinistro in scivolata, palla per Semeraro, palla al centro ancora per Fanelli, Ricci, il destro, Segovia! E respinge ancora la difesa del Giovinazzo che come un muro si predispone davanti alla porta. Assedio Itria, Segovia, provato per 2 volte a calciare, Ricci, Fanelli, ancora Segovia, centralmente ancora per Fanelli, 2 minuti e 23 secondi al termine, sempre 2-1 per il Giovinazzo, ancora Segovia, D'Aversa, Segovia, prova la conclusione, respinge Menini, Segovia ancora in possesso di palla per Fanelli, il destro, ancora respinge Davinei, ancora D'Aversa, respinge il Tanque da distanza, centra la porta per il 3-1, Giovinazzo, doppietta di il Tanque. A 2 minuti e 07 dal termine, il Giovinazzo allunga sul 3-1. Adesso proverà il tutto per tutto l'Itria. Segovia. D'Aversa, ancora Segovia. Ricci, pressato. Ancora Ricci, riesce a mantenere il possesso di palla, forse un fallo, Fanelli, fischiato il fallo, ha cercato di dare prima vantaggio il direttore di gara, ma è ritornato sui suoi passi, fischiando il secondo fallo del Giovinazzo, 1 minuto e 51 al termine. Risultato di 3-1 per il Giovinazzo, 3 falli Itria, 2 Giovinazzo. Partita che si è infuocata negli ultimi 5 minuti effettivi di gioco. E Ricci, vicino alla sfera. 1 minuto e 51, ancora da giocare. Sappiamo benissimo che nel futsal sono lunghissimi, tutto può accadere. Ancora Segovia, D'Aversa, Segovia, tu per tu con Tanque, D'Aversa, Segovia per Ricci, Segovia, Ricci, scambiano ancora i due, palla per Fanelli laterale. Sulla banda sinistra, scarica ancora per Segovia centrale, D'Aversa, Ricci, scambi ravvicinati, 1 minuto e 26 al termine, Segovia prova la conclusione, non impensierisce Lanotte, 1 minuto e 24 al termine,
Possesso Giovinazzo che chiede il time out. ...84 secondi effettivi al termine della gara, risultato 3-1 per il Giovinazzo. Negli ultimi 5 minuti effettivi è successo di tutto, dal vantaggio di Segovia dell'Itria al pareggio di Palumba, alla doppietta di Tanche. Riparte con l'ottimo controllo da parte di Fanfulla che non riesce a girarsi. Menini prova a mantenere il possesso di palla, lo perde. Ripartenza adesso subito dell'Itria con il power play, 1 minuto e 14 al termine e Segovia adesso in possesso di palla. D'Aversa lancia su Fanelli sulla banda sinistra, Fanelli ancora per Segovia centralmente, D'Aversa, 1 minuto al termine. Fanelli prova centrale per Semeraro e la rete del 3-2 accorcia l'Itria a 57 secondi dal termine. Semeraro (3-2) per il Giovinazzo, ha accorciato Semeraro. Partita bellissima negli ultimi 5 minuti dopo un torpore di un tempo e mezzo. Ultimi 57 secondi. Menini sul pallone, prova a lanciare Palumbo, Fusco lo pressa e recupera quindi il possesso, rientra ancora D'Aversa con il power play. 51 secondi al termine. Possesso Itria. Ogni secondo è fondamentale. Mantenere il possesso palla e cercare lo spiraglio giusto o il recupero giusto da parte del Giovinazzo. E Segovia pressato da Menini in fase di attacco. Segovia riesce a servire Semeraro, ancora Segovia, ancora Menini che riesce a recuperare il pallone e Tanche, ancora Menini, porta libera il destro e c'è il 4-2 per il Giovinazzo. Menini, 37 secondi dal termine, allunga ancora il Giovinazzo, si mette al sicuro, pressing premiato da parte di Menini che è riuscito a mettere in difficoltà Segovia e con uno scambio con Tanche a porta libera ha rifugiato il pallone nell'angolino basso. 37 al termine. Menini a terra, affaticatissimo, ha dato tutto in quest'ultimo scatto che ha premiato tutta la sua volontà con il gol. È stato premiato il coraggio e il rischio di Menini di mantenere il pressing alto. ...37 secondi della vita per l'Itria e 37 secondi invece di tutta la propria forza per difendere il risultato per il Giovinazzo. Accompagnato Menini fuori, ha dato davvero tutto in campo. Al suo posto Greco. Fanelli, Semeraro, 35 secondi, Ricci, D'Aversa, ancora Ricci, Fanelli, prova a mettere al centro in scivolata, Divanei
poi si rifugia fuori Palumbo, 23 secondi al termine. Palla in possesso dell'Itria in fase di attacco, Fanelli. Fanelli a battere verso Ricci, pressato, Fanelli ancora per Segovia, 20 secondi al termine. Segovia riesce a trovare Fanelli, la notte si immola sulla deviazione di Fanelli, mantiene la porta. Ancora fermo sul 4-2, ancora Segovia, D'Aversa, 10 secondi al termine. Segovia per Semeraro, appoggia dietro per D'Aversa, 7 secondi al termine. Segovia prova il destro, deviato, 4 secondi al termine, calcio d'angolo per l'Itria. Ormai è davvero un miracolo in 4 secondi riuscire a raggiungere il pareggio. Ricci prova la puntata, ancora la notte che si difende, 2 secondi al termine. Fallo laterale in fase di attacco a favore dell'Itria. Fanelli alla battuta. Proverà a battere forte al centro, così è. Ma lancia via il pallone, 1 secondo al termine. La notte abbraccia Divanei per quella che è stata una partita a tratti assurda. Negli ultimi 5 minuti effettivi è successo di tutto e termina tra Itria e Giovinazzo. Vince il Giovinazzo 4-2 in terra di Fasano. E dal Palasport di Fasano termina tra Itria e Giovinazzo 2-4. Ringrazio tutti i telespettatori che hanno seguito la partita sui canali YouTube della Divisione Calcio a 5. Ricordando che quest'anno la Divisione Calcio a 5 trasmetterà in diretta tutte le partite di Serie 2 Elite. Invito all'iscrizione sul sito della Divisione Calcio a 5 proprio per seguire tutte le partite. Ricordo ancora una volta il risultato. È finale dal Palasport di Fasano, Itria 2, Giovinazzo 4.